A Mel il silenzio del cordoglio, a Milano le ipotesi e gli accertamenti. Due facce di una stessa tragedia, quella di Giacomo Sartori, di una vita finita a 30 anni con un cavo elettrico stretto al collo, appeso a un albero, accanto a una cascina, nel Pavese. Modalità da suicidio, ma l'attesa per l'esito dell'autopsia fa capire come i carabinieri del nucleo investigativo di Milano vogliano procedere con la massima cautela su questo dramma, il cui epilogo è avvenuto dopo 6 giorni di ricerche. E il primo dubbio sta proprio qui. Dopo il ritrovamento dell'auto, la zona è stata battuta palmo a palmo. Possibile che nessuno abbia notato il corpo appeso all'albero, come poi è stato trovato ieri? Cruciale ricostruire le ultime ore del giovane tecnico informatico che da qualche anno aveva lasciato la sua Mel per Milano. Oggi come ieri in paese nessuno ha voglia di parlare. Il sindaco Stefano Cesa ha chiesto un profilo basso per rispettare la famiglia. Ma a Milano si continua a cercare di capire. Perché Giacomo, dopo il furto dello zaino nel bar con gli amici, prende l'auto e si dirige a oltre 20 km dalla sua zona? L'ipotesi per il momento è che abbia seguito il segnale di tracciamento di uno dei dispositivi elettronici presenti nello zaino attraverso il suo cellulare. Dunque, se questa ipotesi fosse confermata, stava inseguendo i ladri o il ladro. E poi cos'è accaduto? Le telecamere di sicurezza del cimitero di Motta Visconti lo inquadrano mentre gira come alla ricerca di qualcuno. Poi segnali del suo cellulare qualche ora dopo. Infine nulla, fino al ritrovamento dell'auto. Molte tessere del puzzle ancora mancanti. L'esito dell'autopsia potrebbe fornire un passo in più nel mistero, a partire dalla domanda che colleghi e amici si fanno in queste ore. Davvero potrebbe essere stato così turbato dal furto da togliersi la vita?